Facciamo un bel risotto con crema di parmigiano, zucca, riso e pancetta croccante. Pigliate carta e penna e venite appresso a me. Per fare il risotto alla zucca ci serve per prima cosa la zucca, un aglio cagamiso, lo schiacciate e lo mettete nella padella bollente con l'olio e lo fate soffriggere. Aglio e olio soffrigge, ci buttate la zucca e il prezzemolo, un pizzico di sale alla zucca, coprite e fate cuocere finché la zucca non è morbida. La crema di parmigiano la faccio con mezzo litro di besciamella, poi ho fatto riscaldare 100 ml di latte tiepido, 100 g di parmigiano e la unite alla besciamella e fate un bello mesca francesca. La zucca è pronta e io la vado a mettere nel boccale del frullatore. La crema di parmigiano si è raffreddata e l'ho messa in un biberon che ci servirà per decorare il piatto. Adesso facciamo una bella crema di zucca. Qua è venuta una buonissima vellutata di zucca. Adesso passiamo alla pancetta, che la dobbiamo far diventare croccante. Ecco qua, guardate, la pancetta ha rilasciato tutto il grasso. Adesso tolgo tutte le cutinelle, le cotite. Metto la pancetta da parte perché nel grasso della pancetta cuoceremo il riso. Avete visto? Io ho usato pochissimo sale perché fra poco cuoceremo il riso nel grasso della pancetta. Ho preparato una pentola e metto un dado vegetale. Qua ragazzi siamo pronti, versiamo il riso nella padella e lo facciamo tostare. Ecco qua, vedete? Ho preparato anche l'acqua con il brodo vegetale, con il dado, e man mano lo aggiungiamo. Quando si asciuga, allora uniamo un altro mestolo di brodo. Ragazzi, siamo pronti. Il risotto è pronto, asciugato ben bene, vellutata di zucca. Pancetta croccante e una bella crema di parmigiano. Guardate, adesso passiamo alla mantecatura. Guardate qua che bellezza, che profumo. Adesso spegniamo e lasciamo raffreddare qualche minuto. Vieni, con gli occhi nella stadiana, te. Guardate qua, che cremosità. Aspettate, non è fornuto qua. Un po' di parmigiano, che non guasta mai, e la crema di parmigiano. Adesso assaggiamo. Se facete questo risotto, scrivete a me nei commenti.